Vittoria crocevia per la Sanremese a Fossano domenica scorsa e turno casalingo col Saluzzo che può rilanciare i Matuziani all'inseguimento delle prime posizioni. Piemontesi in difficoltà e ancora a secco di vittorie in un avvio di campionato complicato e fatto di 3 sconfitte, 2 delle quali in trasferta e 2 pareggi. È per questo che la Sanremese parte fortissimo. Vedere per credere, l'azione che porta il vantaggio locale al minuto 10 è praticamente un assedio con una parata di Virano, la traversa di testa di Diego Vita da un Diego a un altro, perché a risolvere la mischia ci pensa la rotonda di Potenza per la rete che sblocca l'incontro. Non attenua l'impeto la formazione padrone di casa, la rotonda cerca la doppietta ma va a fil di palo. Gagliardi su punizione centra in pieno l'incrocio dei pali, tiro a dir la verità da rivedere per un possibile gol fantasma. Poi guardate cosa si divorano i padroni di casa su angolo dalla sinistra, poco male però perché su un altro corner ma dalla destra nasce l'azione che mette in ghiaccio la partita, nasce soprattutto il secondo gol personale di La Rotonda che arpiona in aria e gira in rete. La doppietta personale 2-0 primo tempo, ripresa in cui il Saluzzo con orgoglio ci riprova, palo pieno su punizione dei 30 metri, una parata di piede di Malaguti, sono la sfuriata ospite. La Sanremese riprende il controllo, Pippo Scalzi segna la rete del 3-0, ma il gol viene annullato per fuorigioco. E allora termina così al Comunale con la seconda vittoria di fila per i Matuziani che vale il quinto posto. Mercoledì super sfida in casa del Gozzano.